Ciao tifosi del Napoli! Oggi approfondiremo le ultime notizie di mercato che muovono il mercato partenopeo. Ma prima di iniziare, non dimenticate di sostenere il Napoli lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando le notifiche per non perdere nessun dettaglio. Andiamo! Il mercato del Napoli è in fermento e il presidente De Laurentiis sta agendo in modo strategico per rinforzare la squadra. Continua la ricerca per Koopmeiners, con l'intenzione di concludere l'affare in estate. Intanto Politano viene corteggiato dall'Arabia Saudita, in attesa di un segnale del presidente che non è ancora arrivato. Il pezzo forte va a Lazar Samardzic, che è nella fase finale della trattativa. Il padre allenatore ha approvato la proposta di De Laurentiis, che prevede 2,5 milioni di euro e bonus per 5 anni. Con l'Udinese si stanno definendo gli ultimi dettagli, e la fumata bianca potrebbe uscire prima del prossimo turno di campionato, che segnerà l'esordio del serbo tedesco sulla panchina partenopea. A centrocampo il Napoli non si ferma qui. La ricerca di ulteriori rinforzi prevede nomi caldi come quello di Sudakov dello Shakhtar. Il presidente De Laurentiis sta esplorando tutte le opzioni e non sono da escludere sorprese dell'ultimo minuto. Tifosi, cosa ne pensi di questi movimenti del mercato? Lascia i tuoi commenti. Condividi con la famiglia napoletana e non dimenticare di mostrare il tuo sostegno mettendo mi piace e iscrivendoti per rimanere aggiornato su tutto. Forza Napoli!